Il piano B viene ufficializzato in una nota diffusa a tarda serata dalla Popolare di Vicenza. Bandiera bianca, si richiede l'entrata in pista della safety car, anche detta Ministero del Tesoro. Con riferimento al nuovo piano industriale, recita la nota, nel quale è prevista la fusione con Veneto Banca e un rafforzamento patrimoniale, la Popolare di Vicenza, nell'ambito delle modalità di reperimento dei capitali necessari, ha comunicato al MEF, a Banca d'Italia e alla BCE l'intenzione di accedere al sostegno finanziario straordinario e temporaneo da parte dello Stato. Al momento non è nota l'entità della richiesta allo Stato e quindi il ruolo che avrà in futuro il Ministero, una richiesta che ha spiazzato anche le associazioni dei risparmiatori. Questa situazione evidenzia uno stato di totale opacità nel quale viviamo dal 2015. Non si è mai saputo nulla di che cosa davvero stia accadendo all'interno delle banche. Abbiamo avuto di fronte dei progetti industriali che poi regolarmente sono naufragati. Ciò che è certo è che l'offerta di transizione per gli azionisti in cambio della rinuncia ad azioni legali negli ultimi giorni si è fatta via via più pressante, tanto da spingere gli stessi comitati a predisporre dei modelli facsimile per depositare delle querele per molestie. Ricevono 3, 4, 5 chiamate e quando vanno agli incontri i funzionari li inondano con un fiume di parole di cui loro non capiscono il senso e ritornano indietro taluni, ma non taluni, parecchi, addirittura convinti che se vi è il fallimento gli mangeranno la casa.